E spettacolo domenica a Legnano Sabbiadoro alla gara di Enduro Country con la presenza di importanti nomi dell'enduro e motocross di fama nazionale. Solo il pubblico e spettacolo, la gara di Enduro Country città di Lignano Sabbiadoro, campionato triveneto, che si è svolta nella città balneare domenica 19 ottobre. Numeroso il pubblico a bordo pista nella zona del Luna Park per assistere ad una spettacolare gara di Enduro Country con 150 piloti al via su un tracciato di 5 km, pianeggiante con un misto di terra e sabbia con parecchi passaggi tecnici e tratti molto veloci. Presenti grandi nomi dell'enduro e motocross nazionale in corsa per la gara di 4 ore a coppie e marathon. Da subito protagonisti di un'intensa battaglia durata tutta la gara il campione europeo Maurizio Micheluz in coppia con il quotato Alex Zanni contro il veneto Pier Filippo Bertuzzo, forte crossista di livello nazionale, in coppia con Davide Turchette. Presente nella marathon Alessandro Batti, che quest'anno impegnato nel mondiale junior. Purtroppo il forte pilota triestino deve abbandonare la gara per un problema alla spalla. Vittoria sul filo di lana per Pier Filippo Bertuzzo su Yamaha in coppia con Davide Turchette su Kawasaki, che si aggiudicano anche la classe unica e il Memorial Alessandro Morsanuto. Al secondo posto, staccati di 15 secondi, Micheluz e Zanni, che conquistano la classe E1. Terza posizione a sorpresa per i giovanissimi Andrea Carlone e Lorenzo Macorito. Guerino Zanardo vince la marathon, Dario e Franco Dalbello si aggiudicano la classe unica. Una bella gara organizzata dal Motoclub Sabbiadoro per festeggiare i 20 anni del sodalizio. E ora appuntamento a febbraio con la grande novità 2015, con la spiaggia di Lignano sotto i riflettori dell'Enduro Nazionale.